giovane prematuramente scomparso compare alla madre dall'aldilà e le rivela. Salve a tutti carissimi. Oggi parliamo di una storia un po' triste, però che ha anche dei bellissimi risvolti, perché parliamo di una signora che purtroppo ha perso suo figlio in un incidente sul lavoro. Il figlio era poco più che trentenne. E che cosa è successo? Che, come tutte le madri in questa situazione, la signora si è molto disperata, ha pianto e ha pregato Dio in qualche modo, di avere notizie di suo figlio, in qualche modo, ha espresso il desiderio ardente, di poterci parlare, di poterlo rivedere ancora una volta. E un giorno, incredibilmente, questo suo desiderio si è avverato. Non solo la signora ha incominciato a vedere il figlio, a avere delle visioni, il figlio dunque le è apparso insieme ad altre anime in realtà. La signora ha anche registrato i dialoghi che ha avuto e con suo figlio e con queste anime traboccanti di luce che le si sono presentate. Esistono delle registrazioni che raccolgono queste voci dell'aldilà che la signora ha registrato per circa 12 anni, anche qualcosina in più. La signora è stata in diverse occasioni ospite presso numerosi programmi televisivi in cui ha raccontato la sua storia. La signora ha anche avuto la visione della Vergine Santissima, di Gesù, della Sacra Famiglia, ma vediamo nel dettaglio che cosa ha detto questo ragazzo, insomma questo giovane scomparso alla madre durante una di queste sue apparizioni alla mamma, e queste parole, lo ricordiamo, sono state riferite dalla madre, ma possono essere ascoltate perché sono registrate su un nastro, su delle bobine praticamente. Ecco che cosa ha ascoltato la mamma dal figlio, le rivelazioni del figlio alla mamma. Mamma, voglio farti sapere che Dio c'è, che noi viviamo, che la vita vera è quella che conduciamo noi adesso nell'aldilà. Sai, mamma, noi siamo molto felici, non dovete piangere, dovete invece gioire della nostra vita, che è la vita vera. La vita non è che un soffio, la morte è vita, perché spalanca le porte della vita eterna. Nell'ora della morte vi verremo incontro, ma non parlate di morte, perché la morte non esiste. Noi siamo vivi. Poi, ecco, la signora ha raccontato che questo suo figlio è scomparso prima della morte del nonno. Quando dunque anche il nonno è venuto a mancare dopo che suo figlio era già scomparso, la signora ha avuto una visione, ha visto suo figlio insieme ad altre creature luminose andare tutti incontro a suo padre, cioè al nonno di questo ragazzo, e gridando: "Nonno, nonno!" Quindi il figlio ha accolto suo padre nell'aldilà. Poi le anime del purgatorio, tra cui appunto anche il figlio, hanno continuato questo dialogo con la signora dicendo: finché non ci siamo purificati, sai mamma, noi non siamo ammessi a vedere la luce di Dio. Noi viviamo e siamo sempre
vicini a voi, vi accarezziamo, vi parliamo. Voi non ci vedete, ma siamo sempre con voi, ora più di prima. E la signora ha avvertito in questo preciso istante una specie di schiocco su una gota e quest'anima, l'anima di suo figlio, gli ha detto: mamma, ti ho appena dato un bacio. La vostra vita terrena è fatta per imparare ad amare. Io non ho più un corpo, ma vedo la luce. Qui tutto è amore. Non amate solo i vostri cari, i vostri familiari, ma allargate la vostra visione di amore. Noi in questo cielo meraviglioso ci amiamo tutti di un amore universale che la terra non conosce. Attenti a come vi comportate, perché qui sarete giudicati dalla legge di Dio.